Raccontare tanti avvenimenti, tante piccole cose, solo riferendomi a quanto Luigi ha detto, ci vorrebbe un sacco di tempo, perché veramente ogni passo fatto da Lucia ha coinvolto sempre tanta gente, tanta. Questo vuol dirci che avvicinarsi a Lucia in un primo momento sembra di avvicinarsi ad una persona qualsiasi, una persona senza nessun pregio. Ma man mano che si conosce Lucia si scoprono un'infinità di cose. Noi oggi abbiamo scoperto, raccontavo poco fa, abbiamo scoperto oggi, rileggendo delle lettere addirittura i primi mesi del suo primo viaggio in Brasile, nel 64, cosa che non avevamo mai saputo, ma lei pensava già nel 64, arrivando in Brasile, pensava a un piccolo rifugio per i vecchietti soli e abbandonati. Questo discorso non è stato mai ripreso e ci siamo sempre meravigliate perché Lucia non avesse mai parlato di piccoli rifugi in Brasile. Ce n'erano di bisogni, ce n'erano tanti, ma non ha mai parlato. Io non ricordo di averla mai sentita parlare di questo. E guarda caso, da qualche anno, anche in Brasile, abbiamo un piccolo rifugio che non si chiama piccolo rifugio, ma abrigo, dove un nostro associato, Gabriele, accoglie i vecchietti che la polizia prende da sotto i ponti. Questo per dire come è grande il discorso di Lucia, anche se a prima vista può sembrare qualcosa di facile conoscenza, insomma. Ma in effetti si potrebbe parlare tanto di Lucia e man mano che si va avanti si scopre che non è finita. Può sembrare, quando ci sono difficoltà, eccetera, che qualcosa finisca, ma in effetti è l'inizio di qualcosa di nuovo. Non solo i rifugi, le ville Madonna della Neve, che non ci sono più, perlomeno così come erano chiamate una volta, molto vicine ai rifugi, poi il Brasile che si è modificato, in Brasile si è occupata prima di tutto dei lebbrosi, o della catechesi, della pastorale, eravamo inserite un po' dappertutto. Poi a poco si è adattata, cioè la sua capacità di leggere la realtà, leggere la storia. Lei riusciva a trovare la risposta subito, e qui ritorna il suo motto: l'amore è veloce. Aveva una capacità straordinaria di intuire la risposta da dare alle necessità del tempo. Perciò conoscere Lucia significa avventurarsi in una storia che non ha fine, per poi scoprire che cosa l'animava, come mai riusciva. È vero che leggeva, si interessava a tutto, era a conoscenza di ciò che aveva, ma chi la spingeva a fare scelte era l'Eucaristia, era quello. Poteva discutere di tutto, ma come se la prima idea le venisse nelle sue ore, nelle sue notti di preghiera. Questo così per intuire un pochino la grandezza di questa donna.
sono vissuta, ma posso dire che non mi ero accorta di tante cose. C'erano cose che mi meravigliavano pure. Ce n'è una, la racconto, è proprio un aneddoto. Al rifugio di Roma c'era una signora che aiutava in cucina, ci sono sempre stati i collaboratori. Vedevo che ogni volta che sapeva che Lucia doveva arrivare, andava a comprare un po' di prosciutto crudo, perché alla signorina, era chiamata così dalle prime volontarie, l'hanno sempre chiamata così, la signorina, e alla signorina piace il prosciutto. A me, che ero appena arrivata, sinceramente questa cosa mi lasciava un po' così nel dubbio. Certo è che quando arrivava mamma Lucia c'era il prosciutto sul tavolo al suo posto. Dopo qualche minuto il prosciutto non esisteva più, l'aveva già dato ad altri. Noi non abbiamo mai saputo perché. Abbiamo scoperto dopo anni, leggendo il suo programma di vita, che si era imposta di eliminare tutti i salumi dai suoi pranzi, cene, eccetera, per dire come non era facile. Oppure viaggiando per il Brasile, vicino a lei, io mettevo gli occhiali scuri, un po' perché il sole mi dava fastidio e un po' per dormire in santa pace. Lì ogni tanto, quando percepiva che ero sveglia, ma come fai? Come fai a dormire quando c'è tanto da vedere? E sono ricordi a volte, però che lasciano meravigliati, come questa donna semplice, che poteva nascondersi benissimo in mezzo agli altri, era capace di fare quello che ha fatto, insomma. È questo. Non voglio dilungarmi perché appunto sarei troppo lunga, però voglio dire una cosa. Oggi sentiremo delle relazioni che ci aiuteranno a conoscere questa persona, che è l'orgoglio di San Donà, ma anche importante per la Chiesa tutta, per il mondo, se vogliamo. Tutti i vescovi che l'hanno appoggiata sono tutti beati, venerabili beati. Albino Luciani, Papa. Prima ancora il vescovo di Treviso, venerabile, poi il vescovo di Verona, Monsignor Carraro, venerabile. Tutti quanti quelli che hanno avuto a che fare con lei hanno avuto. Però non basta. Non basta sapere di una persona, importante che sia. Quello che è importante è che riusciamo a farla vivere nella nostra vita. Se il messaggio che lei ha lasciato, ma che lei o che altri abbiano lasciato, ci lasciano indifferenti, è poca cosa. Quindi l'augurio che faccio è che possiamo veramente andare al di là degli avvenimenti, del racconto, andare al di là e tentare di cambiare la nostra stessa vita.